E salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City con Massimo Primitera e Marco Testoni, ben ritrovati! Ciao a tutti, allora oggi siamo in contatto con un compositore ormai attivo da molti anni in California, italiano quindi, ma californiano di adozione. Leggo la sua biografia e ovviamente vengo, caro Massimo, preso da un dettaglio, ovvero lui si è diplomato e ha studiato al Conservatorio Casella di L'Aquila, anche perché lui è nato all'Aquila se non vado errato, Yes. ed è lo stesso conservatorio dove ho studiato io, quindi ho una sorta di effetto nostalgia quando vedo questo, insomma. Quindi ricordo che il Conservatorio di Casella è quello dove ho insegnato per tanto tempo uno dei più grandi compositori italiani di musica per immagine, che è Carlo Crivelli, che noi salutiamo sempre con affetto, perché oltre che un grandissimo compositore è anche una persona di un'umanità e di una simpatia fuori dalla norma. Dunque, quindi allora parlaci un po' di questo Fabrizio Mancinelli, di quello soprattutto poi che è combinato in terra americana. Allora, Fabrizio ha realizzato diverse colonne sonore, è stato, visto che si è diplomato in composizione e direzione d'orchestra, è stato anche un direttore d'orchestra di alcune colonne sonore, tra cui cito Green Book di Chris Bowers, che io intervistai a suo tempo perché autore delle musiche di una serie che mi piace moltissimo, che è Bridgerton. Fabrizio Mancinelli è grande compositore con un taglio molto hollywoodiano, ha realizzato le colonne sonore sia in Italia che soprattutto ovviamente oltreoceano. E in Italia per Scappo a casa, quel film dove vedevamo solamente Aldo, di Aldo, Giovanni e Giacomo in solitaria, una commedia abbastanza particolare. Ma poi Fabrizio ha avuto a che fare con anche film d'animazione, dove veramente ha questo sinfonismo hollywoodiano molto molto preponderante, molto alla Disney, proprio alla Menken, per intenderci, come Lo specchio della regina e La regina delle nevi parte 3. Poi ha realizzato anche diversi thriller come Coyote Lake, ma oggi andiamo a parlare con lui, proprio l'abbiamo nostro ospite direttamente da Los Angeles, per il film italianissimo, il primo musical italianissimo di produzione da grandeur hollywoodiana, che è Land of Dreams di Nicola Batangelo, e con un cast di tutto rispetto, tutti italiani che cantano in lingua inglese, e ci facciamo raccontare questa esperienza incredibile perché ha scritto un bel po' di canzoni, una colonna sonora sinfonica come vi dicevo in stile Alan Menken, George Gershwin, Cole Porter, veramente un musical di quelli off Broadway, possente sia sulle immagini che al di fuori di esse. E quindi andiamo a parlare proprio con Fabrizio di questa sua esperienza italiana ma molto molto americana. Bene, allora dai, andiamo a sentirci questa tua intervista a Fabrizio Mancinelli. Ciao, alla prossima. Ciao. Allora, io sono a Milano, ma il mio caro amico Fabrizio Mancinelli, che vi abbiamo presentato io e Marco Testoni in testa a questa splendida puntata, perché sarà splendida, perché ho una persona altrettanto splendida accanto a me, Fabrizio Mancinelli da Los Angeles. Vedete che bello tranquillo lui. Buongiorno, e quando lo vedranno, insomma, buon pomeriggio, insomma. Ma adesso andiamo appena l'ora, quindi sono rimbecillito un po'. Ma sì, non ti preoccupare Fabrizio, anzi guarda, sei splendido, splendente, come dicevo poc'anzi. Poi sei in un'ambientazione che sembri proprio uscito da un film della Disney, che neanche a farla apposta, diremmo che poi... No, vabbè, tanto siccome tutti pensano che la vita è lustrini e tutto quanto, io questo weekend mia moglie è dovuta andare fuori città e io sto facendo il papà, quindi sono dentro casa e ho trovato un angolo che non sembrasse troppo casereccio, per mantenere l'aura del compositore, però adesso vi ho svelato mia figlia di là, che spero non ci interrompa, piccolina. Ma no, anzi, poi la facciamo, è che non si possono far vedere i minori, però se arriva all'improvviso ce la godiamo ugualmente, perché è una splendida figlia. Colgo l'occasione di ribadire il fatto che è un piacere per me enorme averti qui a Soundtrack City, perché c'è un film che è da poco uscito ed è un musical dal respiro internazionale, ma realizzato da un cast tecnico e un cast attoriale tutto italico, nel senso che regista Nicola Batangelo, e poi abbiamo
fior di attori, anzi li voglio citare tutti quanti e poi ti lascio la parola, perché ovviamente questi attori sono anche gli interpreti delle canzoni, delle molteplici canzoni che ci sono in questo musical, per l'appunto. Allora, Caterina Sciula, Stefano Fresi, Marina Rocco, Paolo Calabresi, Edoardo Pesce. Chi mi dimentico? George Blackton, che è, diciamo, l'unico elemento straniero. E Ryan Reed, sì, che sono i due elementi stranieri principali di questo film. The Land of Dreams, che esce al cinema con 01 Distribution grazie a un grandissimo lavoro. È stato tutto quanto un lavoro di fiducia l'uno verso l'altro, di un gruppo di persone che comunque si apprezzano, si vogliono bene. Io parlavo con il regista ieri proprio che la cosa principale di cui dobbiamo essere contenti è la nostra amicizia, da cui è partito tutto, perché io ho avuto la fortuna di collaborare con Nicola Batangelo, questo giovane regista, grazie a degli amici, a due amici molto cari, tra l'altro una che conosco da 20 anni, che è Emanuela Cotellessa, fonico di presa diretta, e Luigi Mearelli, montatore, che vennero qui a Los Angeles. Noi stavamo entrando in un parcheggio Disney, questo era nel lontano 2016, nell'estate del 2016, e mi dissero: guarda, c'è questo giovane regista Nicola Batangelo, nostro amico, che sta progettando un mini musical in costume, ti andrebbe di farlo? Ero nel parcheggio Zorro Disney e stavo guidando, ho inchiodato, ho detto sì, fatemi fare il demo, poi ho parcheggiato, loro mi hanno messo in contatto con Nicola. Io per quell'occasione chiamai con me a collaborare un collega a cui voglio molto bene, che si chiama Alexander Rudd, con cui scrivemmo 4 canzoni. Io scrissi lo score originale del film, del corto, che vinse Alice nella città all'epoca, e altri Beauty, che è su Rai Play, sulla piattaforma Rai Play ancora, mi pare, se sì. lo vedere. E in pratica quello è stato l'inizio poi di un'amicizia cementata poi negli anni. Con Nicola abbiamo fatto altri lavori, con Gigi Mearelli, con Luigi Mearelli e Emanuela Cotellesa ci siamo ritrovati su più lavori, anche a distanza. Questa è stata la bellezza del tipo della nostra amicizia. E quando a Nicola fu offerta la possibilità di fare un film lungometraggio, la sua opera prima, io ricordo, mi accompagnò, era settembre del 2018, io posso dare le date perché sono date che rimangono al mio cuore. Mi ritrovai a fare una passeggiata in Italia perché ero andato a registrare un film d'animazione a Budapest, e tornai passando per Roma e Nicola mi accompagnò da Marco Belardi, e mi ricordo ancora questa riunione con Marco Belardi, che con grande entusiasmo si parlò appunto di fare un demo. Quindi io il demo realizzato lavorando con Nicola a distanza. Tornai in America, la prima canzone fu pronta, questo demo di questa canzone, che doveva essere un numero di apertura basato sulle idee iniziali, quindi c'era un carillon che suonava, c'era molto swing, e lo realizzai nel novembre del 2018, intorno a Thanksgiving, e feci cantare da 2 cantanti, lo mandai. Probabilmente è rimasta solo una frase musicale di quella canzone nel film. Okay. Da quella frase musicale poi è partito il lavoro, perché il produttore Marco Belardi veramente da quel momento si è fidato. Io ho guadagnato un altro amico. Il film, prodotto da Lotus con Marco Belardi, Leone Film Group, e distribuito da 01 e da Paolo Del Brocco, che ha amato da subito il fatto che facessimo in Italia un film musical, perché in Italia ci sono stati dei musical bellissimi. Per esempio, io parlo di Amore e Malavita, per esempio, che è un esempio recente, totalmente diverso dal nostro, però è un linguaggio totalmente diverso e non vanno confusi. Io a volte vedo i paragoni fatti, non si possono, come dicono gli americani, you cannot compare apples and oranges, mele con arance, sono prodotti diversi, sono progetti di tipo diverso, e quindi bisogna avere a volte i mezzi necessari per apprezzare 2 tipi diversi di linguaggio. Che certe volte, mio caro amico, chi fa queste considerazioni non ha il linguaggio adatto per poterlo fare, perché se paragoni Amore e Malavita a Land of Dreams vuol dire che non hai capito assolutamente nulla. Una direzione o nell'altra, perché si può parlare di gusto, può essere una cosa personalissima, ma il giudizio oggettivo sul tipo di lavoro è una cosa differente, perché io amo molto colonne sonore, amo molto
John Williams, ma posso amare anche Hans Zimmer, come credo che Morricone comunque sia un fuoriclasse per determinati altri motivi. Però ecco, i metodi di valutazione che ho nei confronti dell'opera d'arte sono diversi, nel senso che non esiste nella musica per film, non esiste un si fa così, probabilmente, non probabilmente, al mio avviso. Io vengo da studi di conservatorio in cui tu vieni preparato non per fare solamente il maestro tecnico, ma anche per sviluppare quei pulsanti dell'anima che ti fanno creare arte. E nell'arte non esistono le regole fisse. Ne parlavo l'altro giorno proprio con un compositore che stimo molto, che vive qui, che è Carlo Siliotto, a cui voglio molto bene anche. Abbiamo avuto noi anche in puntata. E si parlava proprio del significato dell'arte, della musica come arte e della musica per film come forma d'arte, perché è una forma d'arte differente, come sempre. Io adesso citerò un po' di nomi magari di colleghi, perché noi parliamo tra di noi, cerchiamo di capire, perché non è solo un lavoro, ma è anche, e qui non voglio essere troppo serio, ma è una responsabilità portare avanti una forma d'arte e cercare di fare il proprio meglio, poi se ci si riesce, non ci si riesce. E ne parlavo da sempre. Pier Nicola Di Muro è stato colui che tanti anni fa, quando proprio iniziamo a essere amici, quindi una ventina di anni fa, io venivo dal conservatorio, lui veniva dal studi di cinema, eccetera, e mi fece riflettere sul fatto che fare musica per film non è essere solo un ottimo compositore, un buon compositore, ma è conoscere il mezzo filmico. E se tu non lo conosci, uno che lo conosce benissimo per me è Alexandre Desplat, che è un lettore di sceneggiature, del mezzo cinematografico. Morricone aveva un grande istinto, Bacalov, tutti cinefili. Poi tu con Bacalov ci hai anche studiato, quindi. Bacalov che è stato io ho imparato da lui di più davanti a una cena, una colazione, ai drink in piazza a Siena, che probabilmente a lezione, perché a lezione sì parlavamo dell'estetica, ma dopo davanti a un bel piatto di pasta si parla della vita, e l'unico modo di trasferire nel film, parlavamo di film, di cinema, di tutto, e questa era la cosa bella. Quindi fast forward, perché sennò si potrebbe per ore ore e te a parlare di questo, ma è giusto. Appunto, lungo un periodo di tempo che va dal 2018, in cui ho scritto il primo demo, e le canzoni che ho iniziato a scriverle sulla sceneggiatura di Davide Orsini e Nicola Batangelo stesso, che appunto ha diretto il film. Le canzoni ho iniziato a scriverle nel febbraio-marzo 2019, facendo avanti e dietro con Nicola per capire come la canzone avrebbe trovato il suo posto nel film, se aveva senso di esistere. La cosa su cui ci siamo trovati d'accordo da subito, che mi ha chiesto Nicola, è: facciamo che le canzoni non siano un'interruzione narrativa, adesso c'è il numero musicale, adesso riparte la colonna sonora. Quindi nel film si sente, le canzoni entrano dalla colonna sonora come un recitar cantando un po' più moderno. È molto condivisa e molto voluta che le canzoni non fossero imitazioni dello stile d'epoca, ma fossero canzoni abbastanza attuali. Quindi comunque l'uso anche della big band ha un colore ogni tanto, anche se per esempio nella musica diegetica in alcuni momenti ho scritto dei brani, ho scritto un ragtime al pianoforte, ho scritto dei brani d'ambiente per altri momenti che sono più legati al periodo, strizzano l'occhio alla musica dell'epoca. E la colonna sonora è la colonna sonora che distinto mi chiamava questo film, che è un fantasy, e quindi ha una colonna sonora orchestrale stile fantasy. Sembra più che altro un pastiche, come lo dico, ma se uno poi guarda il film tutto intero capisce che comunque c'è un suo senso. I temi delle canzoni vengono ripetuti secondo lo stile delle variazioni e tutto quanto attraverso il film, in maniera tale da lasciare un messaggio al pubblico. Ecco, guarda Fabrizio, ti interrompo un attimo perché sarebbe bello anche far capire a chi ci segue cos'è Land of Dreams. Per l'appunto è un musical, come dicevamo, ma come nei classici musical di Broadway, passati dal teatro alla celluloide, questo film racconta il sogno, la realizzazione di un sogno. Questa immigrata che lavora come lavapiatti in questo famosissimo locale di New York, il Choo Choo Train, spero di averlo detto bene, e dove lei in realtà vorrebbe fare la cantante solista, che ha questo sogno incredibile, e si innamora di un reduce della Grande Guerra, che però quest'amore viene contrastato dal padrone del locale, che è tra l'altro quell'attore che a me piace tantissimo,
che qua fa proprio diciamo il villain, chiamiamolo così, il cattivo Edoardo Pesce, che impedisce questo. È uno dei soci, non più che il proprietario. Il proprietario del locale è Stefano Fresi, che però è socio di Clemente Proietti, che invece è un ricco macellaio. Ecco. Diciamo che quello che ha i soldi impedisce questa sorta di love story, perché vorrebbe la cantante tutta per sé e... No, è la cosa, c'è un motivo politico dietro, quindi non faccio troppo spoiling, perché se no... infatti non spoileremo troppo, però se ci sono delle inesattezze dimmele. Sì, no, ma non era un'inesattezza minore, era per far capire che viene dall'esterno, perché poi nel plot noi capiremo alcune cose, appunto, dal fatto che lui è comproprietario del locale. Tra l'altro Stefano Fresi, molti lo considerano solamente un bravo, simpaticissimo attore, ma è anche un compositore. È un musicista che io ammiro e da cui ho guardato I Look Up to Him da tanti anni, perché io lo vidi cantare con il suo gruppo Favete Linguis durante un'opera tanti anni fa, e da quel momento iniziai un po' a seguire, non c'erano ancora i social media, ma iniziai a cercare notizie, quindi quando poi l'ho rivisto come attore, lui ha una voce sensazionale. Quando mi hanno detto che sarebbe stato Carl, io ho pensato benissimo, sono in ottime mani, perché l'apertura del musical io ho bisogno di qualcuno che lasci quel timbro, e Stefano ovviamente è sensazionale. Ha una cazzo toracica notevole. Sì, è un attore attore e musicista di una gran generosità, e per me, che comunque sì, ho fatto altri lavori, ho lavorato in altri ambiti, però trovarmi un film così importante, perché un musical sono 10 canzoni che ho scritto, parole e musica, più la colonna sonora, cioè è un lavorone che probabilmente nessuno mi avrebbe dato qui, ovviamente, perché per fare un musical negli Stati Uniti devi prima aver sfondato a Broadway e poi te lo chiedono. E avere Stefano che mi apre il musical, e Stefano è una persona così generosa che non manca mai di ricordarmi quando fa un'intervista, non manca mai. Sì. Ecco, quella generosità che è rarissima, ma non perché siamo tutti cattivi, perché magari nel momento ci dimentichiamo o ci distraiamo. Lui non è distratto, è molto attento a queste cose ed è molto attento a condividere la gioia del momento. Questo è. Noi abbiamo trovato abbiamo un cast, devo dire che anche quando non canta Carla Signoris nel film, ma è stato un grande supporto umano e da amica. Io ho avuto la fortuna di incontrarla in una delle registrazioni e ci sentiamo spesso a distanza, ed è come, diciamo, è diventata come una sorella maggiore nello spiegarmi, nel supportarmi, ecco. E questo conta più di ogni cosa. Io ho trovato un cast di amici veramente, Caterina Sciula, cioè li dovrei nominare tutti uno per uno, è indifferente. In parte l'ho già nominati io, però... Ma perché mi sono trovato in una situazione che capita raramente forse al compositore, proprio perché non c'è questa presenza. Anche io non ho avuto presenza sul set, ma abbiamo registrato, tra l'altro le voci sono state registrate a Roma nello studio del nostro caro comune amico Marco Streccioni, Stone Recording Studio, registrata da Gabriele Conti, che sono amici da tanti anni. Quindi è stato un momento per alcuni ritrovarsi e per altri di trovarsi. Questo sempre per andare avanti, così finiamo di raccontare. Abbiamo registrato le canzoni a Roma, poi hanno girato sul set a Sofia in Bulgaria, dopo hanno iniziato a montare, boom, è arrivato il Covid, paura totale. E che facciamo adesso? Perché tutti diciamo dura 2 settimane, 3 settimane, poi tutto a posto. E quando abbiamo capito che non sarebbe durata 2-3 settimane, lì è stato molto più complesso, perché ecco, adesso dirò un paio di cose tecniche che possono interessare magari il pubblico. Abbiamo registrato la big band, avevo il mio team italiano led by Pier Nicola Di Muro, che ha fatto il mix finale del film, quindi abbiamo registrato big band a Roma, in uno studio a Roma in remoto, chitarre a Roma, basso, batteria qui a Los Angeles, cori e voci qui a Los Angeles, fatto molto lavoro di produzione vocale tra qui e Roma. L'orchestra è registrata in sezioni a Budapest, con noi svegli io sveglio di notte, il mio team in Italia così se svenivo, Luca Antonini, Pier Nicola Di Muro, Umberto Smerilli e Matteo Di Simone svegli, pronti a intervenire se io fossi crollato durante le notti, perché sono state più notti in successione in cui ero sveglio, perché comunque era tanta musica. Fatto sezioni
quindi pure per il mix, mettere tutti insieme. Pier Nicola Di Murro è stato bravissimo infatti a mettere tutto quanto insieme in maniera tale che tutti suonassero in una stanza. Guarda, ho avuto un team fantastico, Jeff Ebner arrangiamenti delle canzoni insieme a qualche coarrangiamento sulle canzoni mie, ovviamente, perché io ho fatto i pre-arrangiamenti che sono passati a lui, che sono tornati a me, Lorenzo Carrano che ha fatto qualche additional arrangement sulle canzoni, ha orchestrato le canzoni. Gli orchestratori, ho avuto un altro grandissimo talento italiano qui che è Marco Valerio Antonini, che è un collega conosciamo benissimo, apprezzo moltissimo, Jonathan Keith, che sono entrambi persone che ormai orchestrano sui miei vari lavori e di cui mi fido tantissimo, perché comunque fare a casa un lavoro del genere, quando in uno studio che lo fa, se lo facesse Disney ci sarebbero 120.000 music supervisor, music editor, eccetera, 10 orchestratori, eccetera. Ecco, ho cercato di fare tra l'altro un team internazionale in maniera tale da scambiarci anche idee. Ho avuto una lyric editor, additional lyricist, che mi ha aggiunto qualche parola qua e là, perché io non sono madrelingua inglese, ma volevo suonare inglese e volevo anche, e questo è molto importante per me, avere il doppio punto di vista uomo-donna, ossia volevo che le mie canzoni fossero valuable per tutte le persone, quindi c'era un interscambio, eccetera, perché la canzone di Female Empowerment, Rivincita, di Eva, Give Up, l'ho scritta io ed è la mia canzone, la canzone di Fabrizio, come persona che vuole farcela, però deve essere la canzone di chiunque, uomo, donna, non va, eccetera, 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 che vogliono farcela. Io sono un immigrato negli Stati Uniti, quindi è stato facile. C'è una canzone che è tra due fratelli, è un po' l'addio, in questo caso un arrivederci. Io ho mio fratello molto lontano, quindi ci sono delle parole che magari avrei voluto dire io a mio fratello, è stato più facile metterle in una canzone. La terra dei sogni è la mia terra dei sogni, dove io sono arrivato nel 2008-2009, quindi è stato facile per me. Ecco, noi dobbiamo essere bravi attori, l'attore non solo comico, drammatico, ma dobbiamo essere bravi attori. Sono fortunato che Nicola mi abbia scelto nel suo casting come suo compositore Nicola Batangelo, in maniera tale che noi in questo interscambio, tra l'altro c'è un aneddoto che raccontiamo sempre, sia io che Nicola, che ha fatto ridere tutti quanti, che quando Nicola venne per fare il fine tuning delle canzoni, è venuto 10 giorni nel 2019, prima che io poi andassi a Roma, eravamo io, il mio arrangiatore, lui, e c'era mia figlia con la tata dentro casa, e a un certo punto la tata è venuta perché ha visto che io e Nicola alzavamo la voce, diventavamo rossi, parlavamo l'uno con l'altro, perché stavamo mettendo in scena le canzoni e ognuno dei due aveva un'idea precisa su certe cose. E sai come siamo noi italiani, non è che certo caro, allora io farei così, no ma forse così, no, urlavamo ovviamente, ma con il bene che ci vogliamo umanamente, perché credo che abbiamo tutti e due una gran voglia di sognare, perché il cinema deve far sognare anche. Sì, sempre. Volevamo, e alla fine la tata mi ha detto ma devo chiamare aiuto, devo chiamare qualcuno. C'era il mio arrangiatore che ci guardava così, lei che proprio mi ha detto, ha fatto no, siamo italiani. Poi fra l'altro mia figlia, mia moglie, mia moglie è di origine armena, la tata è armena, quindi pure loro sono abbastanza pensavo avrà capito, invece le ho dovuto spiegare che siccome stavamo parlando in italiano in quei momenti, capito? Ecco. Ma no, ci tengo io intanto a dire che la colonna sonora si può ascoltare per il momento solo in formato digitale su Spotify, vabbè, comunque si trova online. Però farà una uscita in Digipack, in CD. So che il CD, allora il vinile è tornato in auge e purtroppo non sono cose che dipendono da me, ovviamente il mercato non dipende da me, avrei voluto volentieri il vinile delle canzoni, ma non si può mai dire. Magari potete tutti vederlo al cinema, rendetelo popolare e quello porterà sicuramente, ecco, questo l'aiuto che ci serve è che tutti andiate al cinema. Poi se piace, non piace, io non vi posso ridare i soldi del biglietto del cinema purtroppo a tutti quanti, però vi garantisco la mia gratitudine. Vedere un film in sala, e specialmente un film così, in una sala grande, sorridere, sognare con il pubblico, è molto meglio, cioè è come andare a un appuntamento con il vostro ragazzo o la vostra ragazza fuori a cena, bellissimo, oppure farvi un caffè col vostro ragazzo o la vostra ragazza su Zoom. È la stessa identica. Bravo, guarda, questo paragone è straordinario, me lo dico sempre. Poi
stiamo parlando di un musical, il musical come poi di fantasie, perché poi c'è tutta una trama anche fantasy che non sveliamo perché poi non vogliamo troppo spoilerare, ovviamente, però certi film, certi generi cinematici vanno visti sul grande schermo. Basta con questi monitorini piccolini, con questi computer, questi telefonini. Io quando vedo degli amici che guardano i film, non ti dico le serie, ma guardano dei film sul monitorino del telefono, mi viene una sorta di ribrezzo e di amarezza e di malinconia enormi, perché non puoi godere al massimo di tutto quello che è la colonna sonora, ovviamente dialoghi, battute, effetti sonori, colonna score. Come fai? E questo è un musical, dovete andarlo a vedere al cinema. E ascoltate anche la colonna sonora, perché quello fondamentale. La cosa principale, diciamo, le canzoni si devono ricordare, eccetera. Le canzoni al primo ascolto sì, qualcosa si può ricordare. 2 o 3 ascolti io garantisco, e non perché sono tracotante, assolutamente, perché comunque grazie a Dio i miei genitori mi hanno detto sempre: quando facevo le cose bene hai fatto il tuo dovere. Quindi io valuto non la mia musica come gusto personale, perché io non sono nessuno, però la analizzo e credo che un paio di pezzi abbiano qualcosa che fa ballare me pure. Bravo. Quando fa ballare me, che sono abbastanza difficili, un paio su 10. Io ho i miei preferiti, te li dico già. Do You Understand? Che è quel bellissimo... Ho preferito anche, purtroppo devo svelarla la cosa, perché mi sono divertito a scriverla. È forsennato swing jazzato che è meraviglioso. Vabbè, poi ci sono le canzoni, quella a 2 voci, quelle un po' alla Alan Menken, dove c'è anche tanto Gershwin e tanto Porter, ma alla Mancinelli. Quindi... perché io non volevo assolutamente fare un esercizio di stile troppo... Cioè, sai cos'è? Noi metabolizziamo tutte le esperienze musicali della nostra vita, poi come le trasmettiamo al modo. Quindi tu puoi sentire, qui c'è i 3 milioni di paragoni con tutto quello che è stato fatto, quelli ben vengano. Il problema, sai cos'è? Tutti siamo figli dei nostri padri, capito? E quindi a un certo punto noi arriviamo appunto a metabolizzare e a essere quello che siamo grazie a quello che abbiamo ascoltato. Poi l'importante è non copiare, ecco. So che molti colleghi parlano sempre di sound alike, dicendo che musica e film è il sound alike. Non è il sound alike, è appunto metabolizzare tramite i nostri occhi e la nostra esperienza artistica personale quello che abbiamo vissuto. Quindi se poi ci sono dei richiami, degli echi, ma non sono copiati così con la carta carbone, quello è una buona cosa, secondo me. No, ma quello è anche poi un modo di essere un compositore colto, che ha un suo background. Anzi, su questo poi ti voglio chiedere un pochino da dove proviene il tuo amore per il tuo esserti prostrato completamente alla musica per immagini, la musica applicata alle immagini, e averla fatta tua. Perché vabbè, tu vieni dal Conservatorio dell'Aquila, abbiamo detto, hai studiato con Luis Bacalov. Conservatorio ho studiato con Alessandro Pusatelli, che era stato un allievo di Pierito Satti, scuola classica romana, grande scuola romana. Poi io ho studiato direzione d'orchestra con Marcello Bufalini, ho avuto tanti maestri che vorrei menzionare tutti, ma sicuramente non abbiamo tempo, però ho avuto appunto, c'è stato un grande aiuto di un direttore, un grande maestro del Conservatorio, Sergio Prodigo, che mi ha invogliato anche ad andare via, Luis Bacalov, e poi Luis Bacalov in Accademia Chigiana per 2 anni, e poi ho fatto University of Southern California in America con una borsa di studio Fulbright che mi ha permesso di studiare qui. I miei mi hanno fatto diventare avvocato, sono abilitato alla professione forense in Italia, però questa è un'altra storia che raccontiamo magari un'altra volta. È un grande maestro, grandissimo maestro, che mi ha insegnato l'amore per il teatro, per la musica, perché voglio fare il compositore, è stato Giancarlo Menotti, il fondatore del Festival di Spoleto, di cui io sono stato assistente a 18 anni, fino a 21 anni, poi siamo stati amici finché non è passato a miglior vita. Avere dei maestri così grandi, aver avuto la possibilità comunque nella mia vita di incontrare gente come Giancarlo, come una sceneggiatrice come Suso Cecchi D'Amico, con cui ho passato dei pomeriggi a chiacchierare quando io ero ragazzino e lei comunque era già una signora più avanti negli anni, mi hanno fatto amare quella musica, Nino Rota, tutta quella generazione, Samuel Barber, dei grandi compositori classici
con Nino Rota che si era prestato comunque pure alla musica da cinema, ma è stato probabilmente uno dei più grandi compositori che l'Italia ha avuto in tutto il Novecento. Condivido. Grandissima cultura, grande preparazione. E quindi venire da quello, io ho scritto un'opera che avevo 24 anni, una sinfonia in miniatura, poi ho avuto la fortuna di fare delle cose per la TV con la Rai, mi manda Rai 3 nel 2009, eccetera. Però venivo dall'opera, io avrei voluto scrivere opere e poi ho capito che probabilmente la prosecuzione sarebbe ovviamente il musical, ma la musica per film. La prosecuzione sociale del messaggio del teatro dell'opera, perché all'opera si andava come elemento di socializzazione. Cos'è il cinema? È ancora un elemento di socializzazione, è in divenire, sta cambiando tanto, streamers contro streamers, però la cosa che sto vedendo anche è che gli streamer stanno mettendo i watch party adesso. Perché? Perché un film visto da solo o visto in compagnia cambia. C'era il fatto De Filippo che diceva di uno spettacolo da vedere a teatro o un film da vedere a teatro, e lui mostrò, mi pare, a Luca, andarono con suo figlio Luca, non mi ricordo se parlava del Salone Margherita a Roma, non ha importanza, andarono, causare una risata dal pubblico. C'era una scena in cui un signore dimenticava il cappello nel plot teatrale. La prima sera vanno, questo signore dimentica il cappello, ritorna a prendere il cappello, 2 o 3 sere, la terza sera Edoardo sapeva il punto, il signore esce, Edoardo urla dal pubblico "O Cappiel", e tutti iniziano a ridere, e la risata si fa contagiosa. La risata al cinema è contagiosa, la tristezza, le lacrime al cinema sono contagiose. L'emozione noi le percepiamo tramite le vibrazioni. The Land of Dreams è un film da vedere in sala perché puoi cantare le canzoni, poi a un certo punto, se lo vedi anche 2 volte, non lo vedranno 2 o 3 volte in sala, magari sì, tutti stando appunto tutti insieme, vivere le emozioni, vivere Eva come l'abbiamo vissuta noi, come l'ha vissuta Davide Orsini e Nicola Batangelo che l'hanno scritta, come l'ho vissuta io che l'ho fatta cantare, come l'ha vissuta Caterina Sciula che l'ha recitata sullo schermo, studiando tantissimo. Io devo dire che Caterina è stata un'attrice sensazionale, si è messa a studiare canto per 4 mesi di fila con un insegnante, bravissima Elisabetta Tulli, che l'ha preparata ad essere una cantante, a essere la cantante, la ragazza che voleva fare la cantante, ad essere anche in qualche modo, perché nelle mie canzoni c'è tanto di me, a essere Nicola, a essere Davide, questo è. E la magia del cinema è cercare di trasmettere questo al pubblico. Ci riusciamo, non ci riusciamo, noi però ci proviamo. Ecco. Infatti, quell'ardua sentenza viene data poi dal pubblico, perché poi alla fine è il pubblico che comanda, con critiche, non critiche, giornalisti, non giornalisti, alla fine è quello che decide è il pubblico da sempre. Non avremmo critica o non avremmo giudizi. Quindi quello fortunatamente abbiamo lavorato, speriamo di continuare, questa è la cosa. Ecco. Senti, a proposito di continuare, agganciamoci al fatto che tu hai tanti progetti in essere, di cui alcuni stanno anche per uscire, quindi oltre al musical Land of Dreams, ricordiamolo, dal 10 novembre al cinema, e la colonna sonora è già online, la potete ascoltare. Una cosa, andateci, siamo contro Wakanda Forever, andate a vedere Wakanda Forever il giorno dopo, però andate a vedere pure The Land of Dreams, sono film diversi, cioè Davide Golia, però poi c'è l'afficionados del film supereroico blockbuster, quello là che vuole andare a vedersi il musical. Tutti e due, perché sono per 2 tipi di emozioni diverse. Certo. Abbiamo bisogno di sognare, pandemie, guerre, andiamo a fare un sogno tutti insieme. Ma sì, dai. Ma infatti tu di sogni ne hai fatti tanti, nel senso che tu che sei nell'anima molto molto disneyana, e questa cosa la butto lì appositamente perché la colonna sonora che tu hai scritto mi fai vedere, guarda che meraviglia, abbiamo la partitura live di Mushka, questo film d'animazione bellissimo tra l'altro. Fatto, disegnato tutto a mano da Andreas Deja, Mushka della leggenda Disney, Andreas Deja che è il creatore di Scar, Jafar, Gaston, Tritone. Andreas si è ritirato, come si dice, è andato in pensione da Disney dopo aver finito Winnie the Pooh, l'ultimo Winnie the Pooh che è stato fatto, e si è messo ad animare questo film. 8 anni ci sono voluti, infatti mia moglie mi ricorda sempre: quando ti ho conosciuto avevi appena iniziato su Mushka. Ed è un film da 28 minuti, però tutto animato a mano, da Andreas, alcuni junior animators, è diretto da Andreas, con una canzone speciale di Richard Sherman. Vedi?
uno dei due fratelli compositori di Mary Poppins, che io ho arrangiato e prodotto e ho inserito tra i vari temi del film. Gli altri temi sono i miei, quindi io mi sono dovuto rapportare con un tema di una leggenda, di un genio, una persona a cui voglio bene anche umanamente, fare quello che dovevo fare io e non cercare di sembrare io troppo moderno, facendo sembrare old fashioned e obsoleto, e sono stato aiutato perché il film è disegnato a mano, è ambientato negli anni 70, è un film molto classico. È stato un momento bello per fare appunto l'attore in un altro modo. Land of Dreams ho scritto le canzoni pop, qui ho scritto uno score molto classico europeo, molto aperto, arioso, orchestrale. Abbiamo registrato a Vienna il mese scorso al Synchron Stage e andremo a fare il dub finale, è stato missato, e andremo a fare il dub finale a Skywalker Ranch il mese prossimo. Ma cosa c'entra la moglie di John Powell all'interno? Compagna. La compagna. Lei è brava di suo, io la conoscevo da prima e avrei sempre voluto lavorare con lei, Holly Sidious, e quando è stato il momento di scegliere la cantante appunto definitiva per la canzone, io ho fatto di tutto per far ascoltare la sua voce ad Andreas, perché lei è un ottimo soprano, molto versatile, canta per Danny Elfman, per John of course, per Hans Zimmer e per tanti altri. Lei è la voce adesso di Don't Worry Darling, per esempio il film di Olivia Wilde, e ho chiesto: Holly, vorresti cantare? Lei è stata così felice che ha detto sì subito. Una sorpresa grande è stata che John ci ha offerto di registrare nel suo studio, è stato il miglior padrone di casa che potesse esserci, è un compositore di una grandezza così, di una grandissima magnitudine nella musica per il cinema, un compositore vero, che scrive veramente, che ha delle idee ed è un ottimo musicista. E quindi abbiamo passato un pomeriggio io ho passato un pomeriggio con delle leggende in cui mi trovavo anche, ho detto Dio, io sono piccolo, c'era Richard che è venuto, Sherman, c'era John, c'era Andreas, e io mi sono ritrovato in questo studio che era praticamente la mia sessione perché era il mio arrangiamento della canzone. È stato bellissimo, ho pochissime parole perché lo so, immagino. Da grandi nomi nei miei confronti c'è stata. Senti, ma da Mushka mi sa che però dobbiamo passare anche a un altro tuo progetto, perché non è che tu vivi di solo musical e di solo film d'animazione, anche perché alle spalle adesso c'è un come si dice, un line-up che la pandemia ha fatto sì che io continuassi fortunatamente a lavorare, ma che tutti i progetti fossero bloccati, eccetera, eccetera. Quindi ho un film d'animazione che uscirà l'anno prossimo che si chiama Out of the Nest, che è per uno studio thailandese, TMB Media Global, fra l'altro animato in Cina, prodotto in Thailandia, orchestra registrata a Budapest, 2 registi americani, di cui uno latinoamericano che adesso farà la regia di Cat in the Hat per Warner Brothers, Art Hernandez, e l'altro grandissimo animatore storico di Pixar, Andrew Gordon, che appunto ha fatto il producer e il regista, con un po' parte di post-produzione fatta negli Stati Uniti. Quindi un film, quando si parla di diversity, la diversity a livello veramente globale, perché comunque persone di background diversi davvero hanno fatto questa cosa, ma non per decisione, appunto, dobbiamo mettere una persona qui, una persona, ci siamo trovati così, e uscirà adesso, presenteranno sarà l'anteprima delle giornate professionali del cinema a Sorrento, The Boat di Alessio Liguori, che è un thriller italiano che io ho appena visto tra l'altro all'American Film Market, perché l'hanno portato qui per venderlo, molto interessante, italiano, girato tutto su una barca, e fotografia di Mirko Sgarzi, che tra l'altro firma la fotografia di Land of Dreams, e lo volevo nominare, quindi trovo l'occasione qui perché bravo, italiano ed è un altro degli amici di Beauty, capito? Ci troviamo tutti insieme mano nella mano. Poi The Boat è un po' I prigionieri dell'oceano di Hitchcock, tutto ambientato su una barca. Sì. Qua quanti sono i personaggi? Lì erano un bel po'. Credo 7, adesso se vado a memoria. Vedi, un po' come i personaggi il gruppo di personaggi di Hitchcock, che non si capiva chi era il nazista e chi era dalla parte degli americani. Bel thriller, tra l'altro con Marco Bocci, che in Italia è molto popolare anche di fama televisiva, che è uno dei protagonisti, Caterina Sciula, Marina Rocco, Diane Fleury, Filippo Nigro, Edoardo Valdarnini, non mi pare che ci siano altri.
oddio, non voglio essere... Vabbè. Spero di non aver dimenticato nessuno. Comunque diretto da Alessio Liguori, con cui ho fatto un altro film che uscirà l'anno prossimo per un totale differente target, che è il film del YouTube Sensation d'Insieme, tratto dal loro best seller edito da Salani, che si chiama Il viaggio leggendario. E Eric e Dominic, che sono questi ragazzi, saranno affiancati da Herbert Ballerina, Gianni Franco, c'è un'attrice giovane bravissima, Sofia Iaquito, ed è un film che avrà un target differente, è un fantasy molto anni 80, molto con una colonna sonora molto anni 80, ovviamente, credo disneyana, anni 80, molto silvestri, devo dire. Actually, il film adesso che verrà proiettato a Tallinn Festival, adesso a fine mese, al Festival di Tallinn, che si chiama Jailbird, di Andrea Magnani, che è un meraviglioso regista. Lui ha fatto negli anni passati un film con Nicola Nocella che ha avuto grande risonanza, e si chiama Easy, un viaggio facile. È bellissimo, visto. E questo è un suo film in cui non abbiamo tanta musica, abbiamo 12 minuti di musica, ma molto sentiti, fatta tutta differentemente, solo con voci, mani, piedi e respiri. Caspita. E quindi è una Hai concezione. fatto sperimentalismo alla Morricone anni 70 per i thriller. Mi sono divertito, perché poi Andrea Magnani pure è un grande regista. Io devo dire che fortunatamente cerco di avere un rapporto umano con tutti i miei registi, in maniera tale da avere poi da poter fare il dare del mio meglio. Ecco, questo sicuramente, perché quando lavori con un amico puoi fare il 200%. E quindi con Andrea abbiamo fatto quello, e c'è adesso invece al Cairo proietteranno per come si chiama, Climate Change Conference delle Nazioni Unite, un documentario della Fondazione Rockefeller la settimana prossima, che ho appena completato, in cui ho avuto come violoncello solista Stephen Erdody, che è il principale violoncello di John Williams, che ha voluto partecipare al progetto in nome anche di una nostra amicizia. E spero di non aver dimenticato niente, perché io so che ho 7-8 progetti che devono uscire ancora. E allora noi intanto ti facciamo tantissimi in bocca al lupo, perché c'è una varietà incredibile, e poi io invito veramente ad ascoltare intanto tutta la tua roba pregressa, che ovviamente si trova online, andate ad ascoltare le colonne sonore di Fabrizio Mancinelli, andate, lo ribadiamo, al cinema a vedere Land of Dreams, e aspettiamo con tanto fervore, tanto hype i prossimi tuoi progetti. Però io ci terrei a chiudere come facciamo classicamente noi, io e Marco, anche se questa volta il mio socio non c'è, con la famosa domandona che lascia sempre perplessi tutti i compositori, perché ci sono queste pause celentaniane, nel senso che noi chiediamo sempre alla fine, visto che poi andiamo in radio, su tante radio, tra cui poi Classic Rock On Air, del nostro amico Renato Marengo, qual è la tua movie song originale, ovviamente non scritta da te, quindi non possiamo parlare di Land of Dreams, che ti è rimasta nel cuore, che porteresti, che ne so, sull'isola deserta, che ascolteresti a loop. Non mi dire Over the Rainbow o Moon River, perché tanto l'abbiamo già stragettonate. Part of Your World di Alan Menken, dalla Sirenetta. Che meraviglia. Sai che se il primo lo dice... Ogni volta che l'ascolto mi dà la pelle d'oca, perché io ho 43 anni, ma sono un bambino, e quando vedevo crescendo il mondo di Hollywood, io avevo questo sogno. Io sono cresciuto all'Aquila, che comunque è una città meravigliosa, medievale, ma sognare Hollywood all'Aquila, non lo so, ho avuto fortuna, non lo so. E io quando sentivo la Sirenetta, ovviamente in italiano, cantata dalla meravigliosa Simona Patitucci in italiano, e comunque poi l'ho ascoltata la canzone in inglese, praticamente è una canzone è una famosa wish song che c'è in tutti i film, però parla di essere parte di un qualcosa, di un mondo diverso, e io volevo essere parte di questo mondo, e ho avuto la fortuna quando sono arrivato qui. E voglio chiudere con questo, perché l'altro ieri se n'è andata quella che io considero la mia nonna americana, che è stata una leggenda Disney, la vedova del creatore di Crudelia de Mon, una grande costumista, e lei mi ha fatto diventare da subito, e io l'ho conosciuta come leggenda Disney, e poi invece lei mi ha fatto diventare parte di quel mondo dei sogni, portandomi a Disneyland, portandomi dovunque ci fosse qualcosa di quello che avevo sognato, ecco. Dillo il suo nome, dillo.
Alice Davis, però stava partendo il lacrimone che non voglio fare perché mi devo controllare, perché a una certa età, poi con una vita così lunga, bisogna avere solamente un senso di grande gratitudine. Ecco, una persona con un cuore così grande che ha avuto la carineria di farmi sentire benvenuto, e io ne ho avuti tanti sicuramente di persone, sono fortunato, ho avuto persone come Tony Renis che mi hanno fatto sentire benvenuto nella loro vita. Io mi auguro nella mia vita di essere parte di questo mondo, ma anche di aiutare altre persone poi quando avrò la possibilità ad essere parte di questo mondo, perché quello che ho imparato è che non è solo un ricevere, ma è anche un dare attraverso nella vita, e questa è la cosa bella poi. Guarda, ti faccio un applauso perché tu sai, io che ti ritengo da sempre, ti stimo, non solo musicalmente, se no non saremmo qui, ma ti ritengo una persona generosissima e lo sai il perché. Non stiamo qui a sbrodolare perché sennò poi finiamo con le sviolinate, anche se io sono molto per la quale, quando è giusto esserlo. Tu stai cercando di farmi piangere, commuovere, lacrimare. No. Quindi con Part of Your World dalla Sirenetta, io tra l'altro è una canzone che piace tantissimo anche a me perché mi ricorda un periodo in cui ci fu un terremoto in Sicilia, va bene, al quale sono molto affezionato. Tra l'altro Alan Menken per me è un mito, altra persona carinissima e generosissima, tra l'altro Tra l'altro gli hanno dedicato l'ultimo Hollywood in Vienna con un premio alla carriera che meritato, strameritato. Quindi con questo momento disneyano, emozionale, senza lacrime però, mi raccomando Fabri, perché sennò poi finiamo che facciamo un po' la Barbara D'Urso della situazione. Guardate il Rai 1, oggi è un altro giorno, Serena Bortone, perché la sigla è mia e sono bravi loro, nello stesso orario più o meno. Infatti, là ti volevo mandare, ti ci ho mandato, quindi tanto un grazie immenso. Goditi la giornata a Los Angelina, goditi tua figlia, ti aspettiamo per una prossima occasione per parlare di altri tuoi film, altri tuoi progetti e soprattutto Land of Dreams, La Terra dei Sogni, musical al cinema. Tutti, voglio commenti, anche insulti se non vi piace, però voglio che andiate a vederlo. E poi vi potete anche ascoltare la colonna sonora perché uscirà su CD da Jacques Dejan nelle Plaza Mayor, che non l'abbiamo detto, quindi sicuramente sì. E allora, che si è battuto tantissimo per fare un ottimo lavoro. Applauso a Jacques. Quindi grazie ancora Fabrizio e in bocca al lupo per tutto, sempre. Grazie a te Massimo.